Gianni Ventola. È un vero peccato per me non ascoltare anche per voi gli altri interventi previsti. La colpa è del traffico, della bufera di neve che ho trovato raggiungendo Venezia da Bologna. Se fossi arrivato puntuale avremmo potuto ascoltare tutti gli interventi, perché, badate, noi stiamo provando a mettere insieme le competenze di vita, le competenze di lotta, a costruire gli elementi fondativi di un nuovo sapere collettivo. E venire qui, in questo luogo, io devo al mio amico Beppe Caccia il racconto di cos'è stata nel 68 la facoltà di architettura, insieme alla rivista I 15 di Torino e alle tesi della Sapienza di Pisa, i cuori pulsanti della costruzione di un sapere collettivo, di un sapere critico nei confronti del potere, dei suoi marchingegni con i quali il potere si riproduce. Vedete, compagne e compagni, amiche e amici, siamo collocati in un punto veramente drammatico della trasformazione della nostra società. È un punto che vede reazioni anche impressionanti, virulente. Ma che volete? Tenere sotto pressione un'intera generazione a livello continentale, parcheggiarla in una scuola che torna impudicamente a essere classista e poi prospettarle il vuoto pneumatico di futuro e pensare che questa generazione a Londra come a Roma, ad Atene come a Parigi, debba rimanere lì bloccata a fare il minuetto mentre viene privata di tutto, di qualunque prospettiva. Che pensate? Facciamola la pedagogia contro la violenza. Bisogna che le cattedre siano credibili. Se la pedagogia, il discorso critico nei confronti della violenza viene da una classe politica che abbiamo visto discutere con finezza e civiltà nel corso dell'ultimo dibattito parlamentare, devo dire che non è molto credibile quella cattedra, o no? L'antropologia di Ignazio La Russa, ieri sera, avete visto? Ha rimproverato la polizia per i modi gentili nei confronti di una generazione che va spazzata via. Ha usato espressioni di una volgarità, di una violenza senza limiti, ma insomma, certo che la violenza, ha ragione Roberto Saviano, certo che la violenza è una trappola, certo che la violenza è dal mio punto di vista è un impedimento a che il movimento e la lotta diventino sempre più ficcanti e colgano l'obiettivo, per una ragione. La violenza non produce conoscenza, la conoscenza è radicale, la violenza non è radicale. La conoscenza, per esempio, di quanto sia organico il disegno di controriforma degli apparati formativi rispetto all'idea generale dell'organizzazione del mercato del lavoro. Lì c'è una violenza ontologica, una violenza istituzionale. Se tu vuoi disegnare col righello e col compasso la società della precarietà, hai bisogno che gli apparati formativi educhino, addestrino alla precarietà. A questo serve l'attacco alla pubblica istruzione, a trasformare la scuola e l'università
a trasformarli in un luogo di incubazione della cultura della precarietà, della cultura della sopravvivenza, della cultura dei saltimbanchi. Vedete, io avrei una tentazione di non parlare di politica stasera, per ciò che si intende per politica, perché trovo davvero miserabile il livello della discussione pubblica in questo paese. Non so come... Diciamola così, poche battute che mi devo consentire su questo argomento. Diciamo che siamo naturalmente alla fine di un ciclo, che è un ciclo che ha visto una trasformazione radicale del paese, della sua fisionomia sociale e della sua fisionomia culturale. Il berlusconismo ha cambiato i connotati dell'Italia, tanto che molti di noi non si riconoscono più in questo paese. Pensano di aver avuto un incubo e di essersi svegliati male e vorrebbero riaddormentarsi per vedere se invece possono tornare a una condizione. Il berlusconismo ha cambiato tutto e però a un certo punto è entrato in crisi. La sua forma politica, la sua proiezione politica non ha retto l'idea di costruire un partito neoreazionario, unitario, plurale, perché questo è entrato in cortocircuito con la crisi economico-finanziaria. Perché è entrato in cortocircuito? Perché il partito berlusconiano cammina su due gambe, il liberismo e il populismo. A fronte degli effetti travolgenti di questa crisi, una gamba deve essere tagliata probabilmente. La gamba populista è inservibile, serve molto più Tremonti che non Berlusconi per l'affidabilità dal punto di vista dei mercati finanziari internazionali. Serve un discorso di autoritarismo tecnocratico. È meglio, diciamo, dei leader che galleggiano nella scena pubblica. C'è un altro leader che è un meta leader, che è Marchionne, che incarna come nessun altro l'idea che la crisi può diventare addirittura l'occasione per chiudere definitivamente i conti con le istanze di libertà che hanno attraversato per 100 anni il mondo del lavoro. Questo è il punto. Noi abbiamo visto aprirsi a destra una contesa vera. Il tema è quale destra? E le articolazioni non erano, come si è raccontato, problemi caratteriali legati alle persone, alle biografie, troppi galli nel pollaio. I problemi erano di divaricazione di cultura politica dentro la destra ed erano anche di divaricazione strategica. Quindi la destra da un anno esplicitamente discute del seguente tema: quale destra? Ma anche al centro si è aperto, parlo della geografia politica, si è aperta una discussione. Vedete, Rutelli ha trasferito il proprio moderatismo al centro, abbandonando il PD, e anche Gianfranco Fini attualmente è collocato in un'area di interlocuzione e di intessitura di una nuova soggettività politica al centro. Quindi il centro discute di quale centro? Di che cosa discute la sinistra? Della stessa cosa di prima. La sinistra discute del seguente tema: quale destra e quale centro? Quello che manca è, come posso dire, la proprietà
propensione della sinistra a rappresentarsi sulla scena pubblica, diciamo, senza chiedere scusa, entrando non dalla porta di servizio e proponendosi non come una disgrazia della storia, ma come una necessità per salvare questo paese. Questo è la sinistra, un discorso sull'Italia. E lo dico con affetto, il gruppo dirigente del PD, come il personaggio del capolavoro di Samuel Beckett, aspettando Godot, aspettando Casini, aspettando Fini, aspettando una disavventura giudiziaria, politica, aspettando la sfiducia che non arriva, e in questa attesa una proliferazione di formule magiche, tutte fresche di Prima Repubblica, tutte tratte da quel repertorio. Nel giro di pochissimi giorni il vertice del PD ha proposto il nuovo Ulivo, il governo di responsabilità nazionale e oggi sostanzialmente la transizione verso il terzo polo. Non mi pare che ci sia una proposta di nuovo centro-sinistra, c'è una proposta di nuovo centro-centro, anzi, siccome, come tutti sanno, nel centro i leader più autorevoli immaginano di essere protagonisti della rifondazione del centrodestra, io spero che il bipolarismo all'italiana non finisca per essere una contesa tra due centrodestra o tra due destre, e spero che la mission della sinistra in questo inizio di nuovo millennio non sia l'eutanasia.